Cosa si ci aspetta da questo tour? Ho ascoltato, a volte la politica parla ma ascolta poco, ho ascoltato precari, pendolari, insegnanti, studenti, ferrovieri che mi dicono che a volte si viaggia insicuri, che c'è gente che sale e fa casino perché prende il treno come la latrina di casa sua, quindi vuol dire un'immigrazione sotto controllo, e poi soprattutto il lavoro, l'emergenza di questa terra è il lavoro, la Regione non ha fatto quasi niente di quello che poteva fare. Un tour diverso da Agrigento, Favara, poi domani la Scala dei Turchi. Sì, a Favara perché nel 2017 quando apri il rubinetto dell'acqua hai diritto al fatto che esca l'acqua, anche perché paghi una delle tariffe più care d'Italia, quindi se qualcuno ha svenduto l'acqua degli agrigentini, questo qualcuno dovrebbe chiederne scusa e noi vedremo di restituirla ai cittadini. E poi la Scala dei Turchi è uno dei posti più belli del mondo che avrò finalmente l'orgoglio di toccare con mano domani mattina, dove però negli alberghi ci devono venire i turisti che pagano e non i clandestini che vengono pagati per stare in provincia di Agrigento a guardare il mare. La terra di Alfano cosa si sente di dire? Che è una vergogna per i siciliani. Da siciliano è una vergogna per i siciliani, ha fatto più lui il ministro di chiunque altro e non ha concluso niente per la sua terra e i suoi concittadini, quindi spero che domenica i siciliani lo dimentichino e poi a livello nazionale che Alfano ministro sia solo un lontano ricordo. Cosa si ci aspetta? La Lega politicamente cosa si attende da questo voto siciliano e che importanza assume anche a livello nazionale per lei? No, il voto di domenica riguarda solo la Sicilia, non è un esperimento nazionale. Io non condivido i 5 Stelle che dicono sperimentiamo in Sicilia se siamo capaci o se non siamo capaci. Io direi che stanno già dimostrando a Bagheria piuttosto che a Favara, a Roma, come a Torino, a Livorno la loro incapacità. È un voto solo ed esclusivamente siciliano. Noi ci siamo per la prima volta, con la lista Noi con Salvini a sostegno di Musumeci, e per me è una grande gioia perché dentro la Lega qualcuno mi diceva ma che vai a fare in Sicilia, che vai a fare a Roma, che vai a fare in Puglia, in Calabria, fregatene, e invece per me Agrigento è casa mia, quindi che i siciliani possano scegliere anche noi per la prima volta, per me è una gioia. Ma può essere un trampolino di lancio per la vittoria del centrodestra e dall'altro lato anche un de profundis per Renzi? Beh, in caso di vittoria parliamo del centrodestra ovviamente. No, Renzi ha finito, in Sicilia il candidato di Renzi non arrivare neanche lontanamente vicino ai primi due, e anche a livello nazionale l'esperienza Renzi, Gentiloni, Bersani, D'Alema, Boldrini è finita. Si confronteranno due idee d'Italia, una quella del centrodestra e della Lega che governa 1000 comuni e 3 regioni, e una quella dei 5 Stelle che sanno solo insultare, dire di no e fare casino. Però l'idea della Lega sulla Sicilia è cambiata, prima la Sicilia era un po' scartata, considerata una regione insomma ultima. Non ci conoscevamo, molto semplicemente non ci conoscevamo. Io ho scelto che la Lega abbracciasse tutta Italia e quindi si occupasse dei problemi e delle ingiustizie in tutta Italia, e sono orgoglioso di questa scelta. In caso di alleanze? Che noi abbiamo fatto liste pulite, altri no, e ne faranno giustizia i siciliani domenica votando. In caso di alleanze, se ci può essere un'ipotesi di alleanza con 5 Stelle? L'obiettivo è di vincere come centrodestra, i 5 Stelle dicono una cosa il lunedì e la cambiano il martedì. Ieri Grillo ha aperto lo Ius Soli e dopo un quarto d'ora ha chiuso lo Ius Soli, poi forse ha riaperto, poi forse ha richiuso. Si chiarissero le idee, mi sembrano dei bambini che giocano e che non hanno idea di come si cambino la Sicilia e l'Italia. Una battuta su Agrigento, ultima città con 1000 problematiche. Disoccupazione innanzitutto, una terra come la Sicilia non può esportare i suoi giovani migliori e importare clandestini che arrivano dalla Tunisia, quindi lavoro che vuol dire formazione professionale, spendere bene i soldi pubblici, cancellare la legge Fornero, sostenere l'agricoltura e mandare a casa un po' di fannulloni.